Oggi è una giornata importante perché festeggiamo l'ambiente di Agrigento, il mare di Agrigento, la Agrigento che finalmente sa risolvere i problemi. E lo festeggiamo con la decisione del Comune di fare esattamente adesso quello che con 20 anni di ritardo reclamavano e reclamano Legambiente e Giuseppe Arnone. Un grande impianto di depurazione al villaggio Mosè e non fare più il depuratore degli imbrogli e della illegalità al villaggio Peruzzo. Ma questa storia merita di essere riassunta per evitare le speculazioni. Premetto che la decisione che oggi il sindaco ha annunciato, quella che il depuratore del villaggio Peruzzo non si farà, è una decisione che viene fuori dal parere dato dalla sovrintendenza, parere da Legambiente e di Arnone, amplissimamente previsto e documentato. La sovrintendenza ha detto a Zambuto: caro Zambuto, il depuratore del villaggio Peruzzo è in contrasto con il piano del parco archeologico, con il piano dell'assetto idrogeologico, con la normativa in materia di tutela degli abitati. Non si può fare. Ed è quello che io avevo detto a Zambuto nel novembre del 2011, alcuni mesi fa, quando Zambuto invece aveva raccontato agli agrigentini che stava per fare il depuratore al villaggio Peruzzo. Ecco questo sito che ci documenta le mie dichiarazioni dell'epoca. Arnone dice a Zambuto: racconti semplicemente balle. Cosa aveva detto Zambuto? Zambuto 2 giorni prima aveva dichiarato agli agrigentini in pompa magna: il depuratore si farà, ed entro 15 giorni lui, Zambuto, avrebbe chiuso con un colpo d'energia da grand'uomo la pratica della realizzazione del depuratore del villaggio Peruzzo, respingendo le critiche di Arnone e di Legambiente. Come possiamo vedere, oggi la notizia è che il depuratore del villaggio Peruzzo non si farà. Questo è quello che sta avvenendo, e si farà appunto il depuratore al villaggio Mosè come fatto approvare da me in sede di piano regolatore generale. Oggi abbiamo la prova provata di chi sa governare Agrigento, di chi sa fare scelte tecniche e politiche coraggiose ed oculate, di chi non si fa influenzare dalle perverse lobby affaristiche che hanno assetato e affamato questa città, e di chi invece è costretto a venire in continuazione sbugiardato per la scarsa capacità. Se quello che dicevamo noi si fosse già deciso 20 anni addietro, oggi probabilmente Agrigento farebbe concorrenza a Taormina o a Cefalù, ma siamo sempre in tempo.